Rieccoci con la seconda parte del Sindaco risponde, siamo in compagnia del vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi, stiamo dedicando questa puntata a un tema fondamentale per la città ma che deve essere anche spiegato bene perché è corretto insomma, che i cittadini siano formati in maniera adeguata su quello che sta succedendo in città. Stiamo parlando del PNRR. Nella prima parte abbiamo fatto un po' abbiamo dato una visione d'insieme, una visione un po' generale su quanto sta succedendo a Padova. Le chiedo, vice sindaco, a che punto siamo con i diversi lavori, con i diversi cantieri? Immagino che ci sia anche molta differenza tra progetto a progetto, però se dovessimo dare un po' una visione d'insieme, come è messa Padova per quanto riguarda il PNRR? Intanto stiamo sudando, perché per rispettare le tempistiche PNRR è veramente come dire, una tabella di marcia molto, molto serrata, perché non c'è solo la scadenza a marzo 2026, conclusione delle opere, ma tutte le fasi di un'opera, progettazione, appalto, inizio lavori, sono scadenzate da delle tempistiche che il PNRR ci dà e che non possiamo non rispettare, pena perdita del finanziamento, che è quello che è successo ad altre città quando prima si diceva noi non abbiamo perso un euro e vogliamo continuare a centrare gli obiettivi. Anzi, se non sbaglio, mi sono stati dati dei fondi in più, cioè quelli sostanzialmente che altri comuni non sono riusciti appunto ad avere. Il governo ci ha messo nel gruppetto delle città, come dire, diligenti, e quindi quando altri comuni non riescono a rispettare le scadenze, siccome il governo giustamente non vuole ridare all'Europa i finanziamenti ma vuole tenerseli, li dà alle città che sanno spendere. Ad esempio la seconda linea di tram che noi realizzeremo non era un finanziamento PNRR, è finito nel finanziamento PNRR. Questo significa che dobbiamo correre ancora più veloce perché non possiamo realizzarla in 2 o 3 anni e quando finisce. Ma dobbiamo... Però significa anche una buona dose di soldi dei padovani risparmiati, insomma. Andiamo a vedere allora, vice sindaco, a che punto siamo, perché so che abbiamo preparato insomma un grafico, per così dire, una schermata riassuntiva per dare un po' l'idea dello stato di avanzamento relativo dei prodotti del PNRR. Sì, la tabella interessante è quella in alto a sinistra, dove si vede che i progetti sono 59, i progetti PNRR, più 2 di tram, più 2 linee di tram, quindi sono 61 in realtà. Questi sono quelle in capo al Comune di Padova. Il tram è appaltato tecnicamente ad APS Holding. Sono quasi tutti approvati, ne mancano 3 che stiamo approvando in questi giorni, quindi tempistica rispettata, progettazione risolta. In fondo si vede che 3 sono già collaudate, quindi sono già utilizzate, e 7 opere sono già state concluse, quindi di queste 7, 3 sono state collaudate e le altre attendono il collaudo. Siamo al 20% circa degli investimenti totali cantierati. Cioè, questo è un bene o un male? Questo è bene, nel senso che siamo giusti. Okay. Nel senso che siamo giusti, quindi i lavori che noi vediamo in corso rappresentano il 20% del volume economico delle risorse. Non tutti i lavori finiscono in strada. Uno dice già, pensa a cantieri, perché le palestre per esempio, le scuole e altri interventi, l'ex CONI, le Configliacchi, cioè sono tutte opere che tu vedi passando ma che non interferiscono magari con la viabilità e quindi i disagi o non ci sono molto minimi, ma noi abbiamo cantierato il 20%. Questo significa che nel 2004 con tutti i progetti approvati, adesso noi andremo a cantierare, non so come si dice, non me ne vogliate, e tutto il resto. Significa un volume importante di opere. È la città che si sta trasformando. Serve una grande alleanza con i cittadini. Ecco, l'ho rubato la domanda, perché questo significa serve una grande alleanza con i cittadini, che sono i primi interessati che queste opere si concludano e vengano realizzate, perché poi sono le opere che consegneranno a loro la città del domani, la città del futuro, la città con più servizi. E quindi dobbiamo un po' pazientare come quando si fanno i lavori in casa, e che magari stiamo un po' più scomodi.
però poi dopo abbiamo una casa più efficiente. Padova è la nostra casa e noi in questi mesi lavoreremo per una città, una casa più a nostra dimensione, più moderna, più attenta ai servizi e con anche tanti buchi neri risolti. Allora, vice sindaco, cominciamo, visto che abbiamo detto che è una città che si sta trasformando, cominciamo a vedere nel dettaglio quali sono i progetti principali a Padova legati al PNRR e andiamo a capire nel dettaglio cosa succederà nell'ambito di questi progetti. Lo ripeto ancora una volta ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici, dedichiamo 2 puntate al PNRR, quella di questa sera e quella di domenica, perché è questa la grande novità, ve l'abbiamo già detto inizio trasmissione, adesso il sindaco risponde, raddoppia e insomma vi terremo compagnia anche alla domenica alle 13:15. Quindi domenica il vice sindaco lo scomodiamo, torna a farci compagnia domenica, però è fondamentale, insomma, credo dividere questa tematica in 2 puntate perché veramente è molto complessa. Cominciamo allora e io volevo partire anche un po', insomma, vista la stretta attualità, con l'ex Configliacchi. Siamo all'Arcella, siamo all'interno di uno stabile abbandonato da anni che ha visto purtroppo un tragico fatto di cronaca nei giorni scorsi dove 3 ragazzi, 3 senza tetto, sono stati trovati privi di vita, uccisi a quanto pare per aver esalato del monossido di carbonio fuoriuscito da un braciere acceso per scaldarsi. Ecco, è successa questa tragedia proprio quando, insomma, sull'ex Configliacchi, vice sindaco, si stava già per scrivere una nuova storia. Sì, il Configliacchi è un edificio che potremmo dividere in 2. Noi abbiamo acquistato la parte antistante e quindi lì realizzeremo un centro civico. I lavori partono prima di primavera, quindi nei prossimi mesi avremo la possibilità già di vedere i cantieri lì. La parte in cui è successo il fatto è quello che è ancora del Configliacchi. Lì stiamo aspettando che la Regione ci autorizzi la provincia a poterlo incamerare, perché la provincia lo vuole acquisire. Però il Configliacchi è uno di quei luoghi che insomma, da anni si presentava così abbandonato all'ingresso della città, nel cuore del quartiere Arcella, un buco nero, come lo definisco. Il PNRR ci ha dato l'occasione per poter intervenire, realizzeremo lì un centro civico, quindi sarà un luogo frequentato dalle persone del quartiere, quindi spazio ad associazioni, attività, servizi decentrati, spazi di incontro e insomma cose che in quel quartiere mancano e che con questo intervento potremo fare. Attenzione però, io non voglio, come dire, perché non è che bisogna sempre dire abbiamo la soluzione a tutto. La tragedia che è accaduta e sulla quale qualcuno anche ha strumentalizzato in modo barbaro, non è che non sarebbe accaduta se il Configliacchi sarebbe, come dire, cioè fosse stato sistemato, perché certo. Queste situazioni di disagio siamo tutti responsabili di quanto, come dire, sta avvenendo a tutti i livelli. Se non accadeva lì, questi ragazzi avrebbero trovato rifugio da un'altra parte. Quindi dalle grandi politiche migratorie tutti i temi legati all'accoglienza, dove le città possono avere un ruolo. Vi ricordate come i sindaci avevano manifestato il loro disagio del fatto che era stata eliminata l'accoglienza diffusa e quindi ci si trovava di più di fronte a situazioni in cui le persone non incanalate in percorsi di accoglienza poi si rifugiano in spazi in questo modo. Quindi noi il Configliacchi lo sistemeremo, ma dobbiamo tenere presente che le situazioni di disagio di questo tipo, come dire, non sono proprio legate ai luoghi, ma alle politiche che facciamo in questa direzione. Vice Sindaco, però intervenite non solo all'ex Configliacchi e all'Arcella, nel senso che nell'ambito del PNRR l'Arcella, insomma, vedrà tutta una serie di interventi. Ci può riepilogare gli altri? Gli altri, perché riguardano il PINQUA, un'altra sigla che è il piano innovativo per la qualità dell'abitare, e riguardano anche l'ex CONI, che è sempre un altro edificio che, percorrendo sempre via Tiziano Aspetti, si vedeva chiuso, abbandonato, anche quello non era del comune, lo abbiamo acquistato
e lì realizzeremo il più moderno e nuovo centro culturale della città. E la cosa significativa e forte è che non lo faremo in centro. Siamo stati troppo abituati, come dire, a realizzare in centro le parti, come dire, più belle e più attrattive della città. Lo realizzeremo in una periferia, in un quartiere, l'Arcelle in questo caso, a testimoniare il fatto che questo è un episodio che riguarda l'Arcella, ma noi sempre di più vorremmo spostare funzioni importanti nei quartieri cittadini, perché diventino loro stessi, grazie all'indotto che una grande funzione può portare, dei luoghi di interesse maggiore attrattivi, dove anche migliora, come dire, la condizione dei servizi per chi ci abita. I quartieri non devono essere le periferie dove le persone vanno a dormire e poi la mattina si spostano, vanno da un'altra parte a lavorare e tornano la sera. Ma sono i luoghi dove noi trascorriamo gran parte del nostro tempo, dove portiamo i figli a scuola, dove abbiamo i servizi di vicinato e dove anche opportunità di carattere culturale e sociale possono arricchire la nostra vita e anche arricchire, come dire, contribuire a migliorare la qualità anche delle nostre abitazioni. Insomma, vivere in un contesto migliore è anche un investimento cioè migliora l'investimento che abbiamo fatto, penso alla stanga anche con la questura. Poi tra l'altro stiamo parlando di un quartiere, vice sindaco, l'Arcella, che è abbastanza importante anche per l'economia della città, di conseguenza andare ad intervenire comunque su una parte pur non in centro ma fondamentale della città, immagino che per voi fosse quasi prioritario, insomma. Ex Coni e Configliacchi comunque erano due buchi neri della città, così come lo era Vianelli alla Stanga, anche lì si sta intervenendo non con il PNRR ma con altri strumenti, così come lo è Prandina, invece a ridosso del centro storico. Il nostro obiettivo deve essere questo, cioè fare in modo che la città recuperi i suoi punti come dire, inutilizzati, abbandonati e li trasformi nella nuova Padova con nuove opportunità. Vice Sindaco, ci interrompiamo qui per questa puntata del Sindaco Risponde, siamo giunti al termine di questa prima delle due puntate che abbiamo deciso di dedicare al PNRR. Seguiteci, come vi abbiamo già anticipato, anche domenica, perché adesso il Sindaco Risponde raddoppia, torna anche domenica alle 13:15 dopo TV7 TG, si comincia subito da questa settimana e nello specifico questa domenica continueremo il nostro viaggio nel PNRR di Padova, per chiamarlo così, e ci sono ancora diverse questioni da affrontare insieme, su tutti ovviamente il tram, ma anche diverse altre zone della città che cambieranno volto, come lo stadio Appiani, i ponti, poi c'è tutta la tematica legata ai ponti, poi c'è Ponte Corvo che è un'importante porta d'accesso alla città, insomma una città che cambia con il PNRR. Per questa sera ci fermiamo qui, la linea adesso all'informazione di TV7 TG alle 20, prima c'è TV7 Comuni e con il Sindaco Risponde torniamo domenica alle 13:15. Una buona serata.